tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rom 2 Total War. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente qui all'interno del nostro contesto bellico, precisamente nei pressi di Larissa, cittadina appena adesso conquistata dal nostro grande battaglione il volere di Andraste, il quale si è scontrato valorosamente con la popolazione locale, ovvero gli spartani locali. Siamo riusciti quindi a mandare in fuga gli ultimi uomini proprio nei meandri di questa splendida foresta che si ritrova appunto intorno a noi. Bene, allora avete visto appunto nei gameplay precedenti la mia intenzione di conquistare direttamente l'intero territorio spartano proprio inerente all'ambito in cui ci troviamo, e precisamente il nostro grande esercito, i vincitori di Obrauco, sono proprio pronti per sferrare l'attacco definitivo alla cittadina di Pella. Nonostante tutto la cittadina abbia diversi combattenti fedeli di Atena, diverse cavallerie pesanti, ma ovviamente anche una flotta di cui non si conosce appunto quasi nulla, proprio perché si trova a centinaia di miglia di distanza dalla nostra unità di avvistamento, la nostra unità d'avanguardia. Bene, allora intanto direi di passare direttamente il turno, perché le nostre possibilità di movimento, di attacco sono terminate. Abbiamo la possibilità di assegnare alle nostre grandi spie ottime caratteristiche, ottime abilità in più, come per esempio l'eroismo a livello 3 per quanto riguarda il nostro Norix, signore della guerra. L'eroismo a livello 3 sicuramente conferirà al nostro grande personaggio possibilità in più di attacco, assassinio, dimostrazione di forza, e sicuramente diminuirà il morale agli avversari. Conferiremo anche gli aiutanti ai nostri grandi uomini, l'ho letti in maniera molto decisa ragazzi. Il serpente addomesticato, 5% della probabilità di ferire agenti nemici per autodifesa, potrebbe essere davvero una mossa molto interessante. Allora sicuramente il nostro grande generale ha guadagnato qualcosa per quanto riguarda questa battaglia. Lo renderemo come al solito sempre più autorevole e soprattutto più coraggioso per rendersi più abile all'interno del campo di battaglia quando dovrà comandare le sue truppe. Credo che l'intera unità d'assalto è stata riassegnata, quindi passeremo il turno e a Epafo ci penseremo più avanti. Bene, allora come potete ben vedere siamo nuovamente nel territorio del Peloponneso, quindi all'interno di questa bella zona d'attacco. Ho notato i vostri commenti ragazzi, soprattutto inerenti all'ambito guerra. Sicuramente le nostre finanze stanno subendo un grave periodo di crisi, proprio perché per mantenere questi eserciti davvero mostruosi, soprattutto a livello di armamenti, a livello di prestazioni in battaglia, siamo così, come dire, siamo andati incontro al cosiddetto periodo che in guerra lo chiamano corsa agli armamenti. Ci siamo armati davvero in maniera decisa e soprattutto le nostre finanze adesso, nonostante siano ben regolate, non riescono più a tener testa quindi a tutte le spese inerenti all'ambito militare. Quindi necessariamente dobbiamo fermarci un attimo per riflettere e capire quello che dobbiamo fare. Per completare la conquista della regione Macedonia dobbiamo necessariamente conquistare la cittadina di Pella, quella che qualcuno di voi mi ha consigliato, mi ha detto conquista quella città che si ritrova nel Golfo, proprio perché ottenendo un nuovo editto avrai la possibilità o di aumentare la pressione fiscale o di migliorare la velocità delle ricerche, quindi qualcosa, fermarti qualche anno e soprattutto pensare a cosa fare appunto per i prossimi anni, magari conquistare la Suebbia, come vi dicevo nel video di Euro Truck Simulator 2, fare qualcosa di quindi più interessante, ma soprattutto fermarci un attimo perché stiamo correndo davvero troppo con tutte queste unità e davvero rischieremmo di perdere quasi tutto se dovessimo continuare la nostra avanzata senza riuscire a pensare un attimo ed accumulare tutte le ricchezze per decidere come sperperarle meglio. Comunque ragazzi, prima di continuare con la nostra avventura qui su Rom 2 Total War, vi volevo appunto annunciare che ho aperto la pagina Facebook inerente quindi ai concetti che vi ho spiegato all'interno del video di Euro Truck Simulator 2, quindi ve li come potete ben notare all'interno di quel gameplay ve l'ho esposti proprio in maniera decisa, e quindi all'interno della descrizione di questo gameplay potrete vedere direttamente il link della pagina Facebook. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi e quindi fatemi sapere anche la vostra opinione. Intanto un nemico ferito, Alcamne, Apollonia, salta la guarnigione, sicuramente è stato messo al tappeto. Intanto la zecca è stata appena adesso ricercata. Come ogni commerciante vi suggerirà, le monete sono più facili da trasportare e spendere delle capre. Fantastico! Vediamo adesso di stare molto attenti a questi agenti nemici e soprattutto decidiamo come sfruttare la nostra forza inerente agli agenti, perché mi avete fatto notare che ogni azione del nostro agente costa davvero tante monetine, quindi dobbiamo stare attenti anche a come ci regoliamo con quest'ambito. Allora, intanto per quanto riguarda la tecnologia, sempre ambito civile, cerchiamo di scegliere qualcosa di importante. Economia della tribù, vediamo un pochettino. Bonifica della terra, 4% la ricchezza dall'agricoltura, meno 4% i costi di costruzione di un edificio. 10 turni sicuramente ci aiuterà a ripristinare il nostro bilancio. Non è che sia negativo, però mi piaceva davvero molto
quando avevamo 5-6 mila come dire, monetine entranti all'interno delle nostre casse. Allora, intanto cerchiamo di procedere con la nostra unità d'attacco, i vincitori di Ubrauco, nonostante la piccola unità di cavalleria che è un po' danneggiata, cercheremo di andare, andare avanti. Intanto con il nostro Dumellaluono cerchiamo di esplorare la zona, ragazzi, quindi vediamo un pochettino cosa nascondono gli avversari appunto nei pressi di Pella. A quanto pare non c'è nessuna unità che si propone di attaccare il nostro esercito, i vincitori di Ubrauco, quindi io direi di procedere direttamente all'attacco di questa bella città fortificata. Allora, uno schieramento avversario di circa 1900 uomini tenta di assaltare la nostra grande guarnigione. Non possiamo attaccare immediatamente perché non abbiamo le forze, ragazzi, quindi attendiamo un paio di turni per costruire qualche bella torre d'attacco leggera, magari anche arieti non direi, ragazzi, perché li fanno fuori subito con appunto la pesce bollente che proviene direttamente dalle mura. Quindi io direi di impostare direttamente delle torri mobili leggere, unità come dire, delle macchine d'assedio molto veloci che possono essere utilizzate in questa tipologia di combattimento. Allora, continuiamo l'assedio. Allora, dobbiamo stare adesso molto attenti, ragazzi. Intanto la cittadina di Larissa ha stabilito un ottimo contatto con i nostri uomini. Io direi di convertire direttamente le infrastrutture a qualcosa convertire queste infrastrutture a qualcosa inerente all'ambito barbarico, come per esempio cittadina barbarica non la possiamo costruire perché ci mancano i fondi. Potete vedere che non possiamo più spendere determinate monetine per qualcosa di questo genere, quindi dobbiamo un pochettino giostrare la situazione come meglio possiamo. Potrei anche attaccare direttamente adesso la cittadina di Pella, però sicuramente andrei a perdere molte unità perché avendo una sola macchina d'assedio non riuscirei a distruggere definitivamente le forze che si ritrovano al di sopra delle mura. Quindi attendiamo, ragazzi, almeno 2 turni perché in queste condizioni sacrificherei la vita di molti miei uomini. Allora, intanto con il nostro spione non ci possiamo muovere più da dove ci ritroviamo. Vediamo se con le altre spie possiamo avanzare proprio per capire che cosa nascondono gli avversari in questa nube di polvere che si ritrova e che si alza al di sopra della cittadina di Pella. Intanto guardate un po' le catapulte come continuano a sferrare colpi decisivi alle mura avversarie. Apollonia mi sa che ha raggiunto un'ottima integrità. Vediamo se ci possiamo allontanare un attimo. Molto bene. Avanzeremo però dobbiamo stare attenti. Allora, sicuramente non sbarcherà nessuno ad Apollonia da queste parti. Lo distruggeremo con le nostre truppe che si ritrovano dall'altra parte. Quindi guerrieri del guado li conduciamo, ragazzi, dal mare. Dal mare non capisco perché non vi volete spostare per mare, ragazzi. Un pochettino di onde non vi fanno male. Mare Adriatico molto tranquillo. Il mare Adriatico è molto tranquillo, quindi rimanete al vostro posto senza crearvi molti problemi. I bambini di Bruto, che si ritrovano dall'altra parte, attraverseranno la foresta di Bosco Tetro in maniera molto rapida perché ci sono ragni, ragazzi, ci sono bestie di qualsiasi tipo, quindi attenzione a come vi muovete. Li porremo quindi proprio nelle vicinanze del confine d'attacco per attendere quindi la costruzione delle nostre macchine d'assedio nel caso ci dovessero attaccare. Ecco qua appunto le nostre spie iceniche che avanzeranno proprio verso nord per dare un'occhiata ai territori limitrofi soprattutto al nostro. Il nostro Apollo, eccolo qua, il nostro grande ragazzone, vediamo di mandarlo in avanti sempre per dare un'occhiata anche verso sud, dare un'occhiata al confine. Il nostro senatore romano che l'hanno ferito, ve lo ricordate, ragazzi, questo bel barbuto per modo di dire, vediamo di mandarlo in avanti anch'egli da queste parti. Facciamogli attraversare la bella foresta di Bosco Tetro dal lato sud e vediamo di giostrare come meglio possiamo le nostre risorse. Allora, perfetto, mi sa che stiamo svolgendo tutto nella maniera migliore. A Brindisi stiamo per ultimare il pozzo, a Cosenza mi sembra che ci è addirittura un bel campo per appunto il rifornimento delle unità civili, quindi io direi, ragazzi, di convertirlo in qualcosa di interessante come per esempio un'altra bella riserva. Benissimo, vediamo di investire questi soldi in maniera decisa. In Italia, come potete vedere, a Napoli abbiamo ottime riserve appunto e anche stalle per incrementare la nostra produzione agricola. Intanto le spade del potere, ragazzi, guardate quanti eserciti completi che disponiamo proprio in territorio italico. Certamente dobbiamo stare attenti a come giostrare la nostra forza per evitare quindi una decentralizzazione del potere, quindi attenzione a come ci muoviamo. Intanto in Aquitania e a Nemossos continua a diffondersi l'ordine pubblico in negativo proprio perché le nostre truppe ormai sono lontane anni luce da questa postazione. Vediamo se possiamo far andare fuori da questa cittadina i corni di Camulo e portiamoli direttamente all'Emonum per ripristinare l'ordine pubblico. Benissimo, a Isca c'è sempre un grandioso temporale che rompe un pochettino le scatole. Eccolo qui in queste montagne maledette, sempre questi 2 nuvoloni che si accingono a piovere al di sopra di questa, a far cadere appunto pioggia al di sopra di queste montagnette. Guardate che fighe, 50 anni di pioggia direttamente
sopra Morindum, ragazzi. Intanto vediamo quello che possiamo fare. Certamente dobbiamo passare il turno e attendere quindi la nostra economia nei prossimi anni. Allora, intanto Cartagine, ecco che si muove appunto in avanti, vediamo quello che hanno intenzione di fare, vediamo un pochettino la strategia inerente a questo nuovo esercito, vediamo un pochettino. Ah, ragazzi, dimenticavo ancora, non mi è arrivato il microfono che vi dicevo, quindi sicuramente ancora la qualità grafica rimane quella che è, un pochettino limitata, ho particolari problemi anche con queste dannate cuffie, ve l'ho citato appunto in passato. Intanto trattato di pace da parte di Sparta, vediamo di annullarlo immediatamente. Vi dicevo, a breve, quindi tra qualche giorno arriverà questo microfono e cercherò di incrementare e migliorare la qualità audio. Intanto attenzione, gli spartani direttamente dall'esterno fuoriescono, l'esercito di guarnigione proviene da fuori e sicuramente potremo combattere la battaglia sul campo come meglio potremo. Quindi ragazzi, ci hanno attaccato, non ci possiamo ritirare, dobbiamo combattere fino all'ultimo la nostra battaglia con circa 4000 uomini appunto dalla nostra parte. Battaglia di Pella 117 a.C., i bambini di Bruto ci seguiranno dalle retrovie, gli avversari dispongono di ottime unità, non so perché hanno appunto compiuto questa mossa gli avversari, cioè se fossero rimasti all'interno delle mura, della cinta muraria, avrebbero avuto molte più possibilità di vittoria. Cioè sono usciti in campo aperto con 2 frombolieri appena adesso reclutati che non sanno neanche cos'è la fionda, 2 arcieri che non hanno neanche idea di che cos'è l'arco e ovviamente qualche oplita inerente al contesto, nuove reclute, ragazzi, quindi sicuramente non sono molto abili nel combattimento, ovviamente neanche noi, però sicuramente abbiamo anche delle macchine d'assedio come per esempio, eccolo qui, il nostro grande onagro britannico che finalmente, ragazzi, lo potete vedere in tutto il suo splendore, e ovviamente le nostre baliste che saranno molto utili con il proiettile standard per adesso nella distruzione delle unità nemiche. Allora, vorrei provare anche il proiettile avvelenato, perché mi sembra che il proiettile avvelenato riduce anche, allora, riduce l'attacco e la difesa corpo a corpo del nemico a causa dell'affaticamento, riduce anche la gittata, potrebbe essere utile, quindi proviamo questa nuova tipologia di munizione e sicuramente spostiamo le nostre macchine d'assedio, ragazzi, alla sinistra appunto del nostro esercito, vediamo di porle appunto in questa sezione, vediamo un pochettino qual è la portata massima, diamo un'occhiata, sto registrando, ragazzi, sempre con l'Avermedia, quindi fatemi sapere se ci sono miglioramenti a livello grafico. Collochiamo immediatamente 2 unità di lancieri proprio nelle vicinanze delle nostre baliste e delle nostre macchine d'assedio, la cavalleria è importantissima con cavalli di livello 2 e soprattutto spade e lance di livello 2, le collochiamo sul lato destro, e adesso colonna portante del nostro esercito, direttamente le lance da questa parte. Ho visto, ragazzi, che la nostra strategia ha funzionato in passato, ovvero quella di porre le unità di frombolieri proprio nelle retrovie, perfetto, perché questi spartani si lanciano molto più rapidamente all'attacco, evitano di combattere tipo schermagliatori, ragazzi, quindi evitano le battaglie, le guerriglie, quindi si lanciano direttamente all'attacco. Noi abbiamo degli ottimi frombolieri ben addestrati, questi frombolieri, ragazzi, ci seguono non so da quanti anni, hanno distrutto tutte le popolazioni germaniche, tutte le popolazioni ovviamente galliche, e adesso sono arrivati proprio in Grecia a sfidare ovviamente la Sapienza, ovvero tutto il territorio orientale. Benissimo, le nostre unità sono state collocate nella maniera migliore, anche il nostro generale, vediamo di creare un unico esercito, le nostre cavallerie anch'esse pronte, e vediamo di dar via la nostra battaglia. Ottimo, allora gli avversari non riusciamo a notarli, saranno proprio dall'altra parte nascosti, eccoli, ovviamente le nostre unità di perfetto, le nostre unità di d'assedio riescono certamente a colpire la maggior parte dell'esercito, vediamo un pochettino, magari ci sposteremo un pochettino più avanti. Intanto i rinforzi sono arrivati appunto per dare una mano ai nostri uomini, le nostre cavallerie, vedremo, attenzione che anche gli avversari mi sembra che hanno delle cavallerie, vediamo di stare attenti. Intanto arrivano proprio dall'altra parte anche i gruppi di soldati scelti con spada, vediamo un pochettino di farli giungere immediatamente al nostro cospetto. Allora, facciamo avanzare immediatamente le nostre unità, maledizione, con questi rinforzi mi sono un attimino confuso. Ok, avanziamo, le nostre cavallerie portiamole sul lato destro in modo tale da poter aggirare il nemico. Intanto vediamo un pochettino, la prima balista riesce a notare direttamente gli avversari, vediamo se possiamo far fuoco immediato su questi giovani spartani che sono appunto entusiasti. Eccoli che arrivano direttamente le pietre dall'alto e creano sconcertamento all'interno dello schieramento avversario. Attenzione, anche gli onagri riescono a entrare in portata. Dove stiamo andando, ragazzi? Sono qua gli avversari, sono dall'altra parte. Maledizione, maledizione, vediamo di metterci meglio. Allora, oh maledizione, ci siamo un attimino confusi. Allora, vediamo di andare un attimino in avanti. Benissimo, le nostre unità portiamole in avanti. Frombolieri, ho perso un attimino il controllo, ragazzi. Allora, i frombolieri posizioniamoli immediatamente dietro proprio per difendere
i nostri uomini principali. Ok, andiamo in avanti con le nostre lance. Andiamo. Ecco che stiamo avanzando. Benissimo, portiamoci da questa parte. Avanti, i nostri uomini stanno cercando di attaccare. Ecco i nostri uomini, benissimo. Anche il nostro generale è pronto. Ottimo, portiamoci in avanti. Maledizione, l'esercito si è scomposto proprio nell'ultimo attimo, ragazzi. Attenzione, ed ecco che partono immediatamente dall'altra parte. Ottime pietre proprio per colpire immediatamente la fanteria, addirittura gli schermagliatori avversari. Ecco che arriviamo immediatamente al contatto. Questa zona è completamente attaccata dalle nostre macchine d'assedio. Vediamo se possiamo concentrare il fuoco sul centro. Ecco che arrivano immediatamente i nostri uomini, il nostro generale sotto attacco. Vediamo se possiamo utilizzare la nostra modalità appunto di fuoco di frenesia per sbaragliare immediatamente gli avversari. Ed ecco che inizia il combattimento, ragazzi. Ecco i nostri uomini immediatamente combattenti nei riguardi degli avversari. Attenzione ancora, vediamo un pochettino, le nostre unità subiscono qualche perdita. Vediamo se possiamo continuare. Attenzione, probabilmente le nostre unità di assedio stanno colpendo anche le nostre. Vediamo di concentrare il fuoco da questa parte, maledizione. Benissimo, vediamo di continuare. Perfetto, abbiamo quasi sbaragliato queste unità. Continuiamo, il nostro generale è pronto. Vediamo da questa parte come sta andando. Le nostre unità si stanno ancora sbizzarrendo nel combattimento. Forza, ragazzi, attenzione, anche la nostra modalità cacciatori di teste può essere molto utile. Siamo riusciti a colpire anche le unità avversarie per quanto riguarda gli schermagliatori. Ed ecco che appunto si accingono ad avanzare queste ultime unità di frombolieri iloti che tentano di colpire le nostre baliste, ragazzi. Mi sa che dobbiamo avanzare rapidamente con le nostre lance. E sicuramente gli spartani hanno effettuato un altro errore. Sono appunto andati fuori dalle loro mura principali. Non ho capito perché, ragazzi, quando ho impostato la scelta del gruppo le unità si sono ridotte in malo modo, quindi molto sparse, e sicuramente poteva essere qualcosa di pericoloso. Le nostre unità in vantaggio numerico sono riuscite a ottenere un'ottima vittoria decisiva per quanto riguarda quindi questa battaglia. Schiacciati gli avversari al tappeto, 1400 unità perse per quanto riguarda le truppe avversarie, quindi sicuramente un'ottima vittoria. Allora, vediamo un pochettino quello che siamo riusciti a combinare proprio all'interno dell'ambito della nostra battaglia. Non avevano nessuna possibilità gli avversari, ragazzi. Guardate un pochettino le loro unità, anche se noi abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo perso circa 100 uomini, però sicuramente l'esperienza dei nostri uomini era necessariamente superiore a quella degli avversari. Le loro truppe hanno ceduto molto rapidamente. Allora, vediamo un pochettino di mettere al tappeto queste unità, vediamo se magari possiamo analizzarle, ragazzi. Ok, ottima vittoria decisiva. Gli avversari saranno costretti quindi a entrare nuovamente all'interno del loro territorio, che avete ben potuto vedere. Non capisco perché, ragazzi, questi avversari, nonostante ci troviamo una difficoltà abbastanza elevata, mi sembra che siamo alla difficoltà difficile, non siamo neanche alla difficoltà normale, come dire, si lanciano all'attacco, si lanciano appunto in queste campagne militari, o come dire, un pochettino strane. Allora, siamo riusciti a ottenere il controllo della bella cittadina, credo, perché tra qualche turno tenteremo di attaccare. Comunque cercheremo adesso di continuare il nostro assalto. Però vi ho fatto vedere questa battaglia, era molto scontata come battaglia, ve l'ho fatta vedere appunto per vedere un pochettino col nuovo Avermedia come vengono appunto riprodotte le battaglie. Avrete sicuramente potuto notare che mi sono avvicinato molto con la visuale per farvi appunto vedere le unità. Quindi, ragazzi, fatemi sapere le vostre opinioni. Ho visto che nel video di Euro Truck Simulator 2 ancora opinioni sull'Avermedia non ce ne sono, quindi mi raccomando, fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda anche l'ambito grafico, perché voglio appunto vedere se questo nuovo elemento per la registrazione è migliore di quello che avevo prima, in modo tale da scegliere uno dei due. Sicuramente è più comodo il secondo, ovvero l'Avermedia, però sicuramente i lusitani, i ragazzoni del Portogallo, vediamo di mandarli a quel paese, perché non vorrei banchettare con loro alla vittoria, perché non voglio entrare in guerra con i Getuli. Comunque, ragazzi, fatemi sapere anche le vostre opinioni per quanto riguarda questo nuovo metodo di registrazione. Quindi questa battaglia avete visto che era molto scontata, le unità avversarie erano dei contadini armati, quindi nel momento in cui hanno visto le nostre grandi legioni, chiamiamole adesso legioni, possiamo definirci uguali quasi all'impero romano per la nostra grande potenza, sicuramente erano superiori alle legioni avversarie, alle unità avversarie, e ovviamente neanche ci hanno visto, se la sono data a gambe levate. Comunque, vediamo un pochettino. Vivisci ancora da queste parti, gli schiavi, ed eccoci che ci troviamo davanti a una nobile fine. Non mi dite cause naturali, perché mi arrabbio. Attenzione, il generale Commio riesce a ottenere qualcosa, e questo ha raggiunto, ovviamente il nostro ragazzone muore per cause naturali, sopravvive alla battaglia e muore il giorno dopo. Obiettivo di guerra annullato a causa dei recenti avvenimenti, il tuo obiettivo non è più disponibile. Promozione assicurata per quanto riguarda uno dei nostri nuovi generali. Vediamo di collocarlo direttamente all'interno della nostra zona. Allora, +2 all'ordine pubblico, addirittura sfuggire agenti nemici, costruzione locale, perfetto, costi inferiori, benissimo. Allora, i bambini di Brutto si ritrovano probabilmente dall'altra parte, riusciamo a guadagnare tantissimo per quanto riguarda il nostro nuovo anno. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Attacchiamo direttamente questa cittadina di Pella, ragazzi. Ovviamente non c'è neanche più bisogno di reclutare uomini, abbiamo sbaragliato tutte le forze. Mi sarebbe piaciuto però
combattere una bella battaglia d'assedio. Purtroppo i nostri ragazzoni sono usciti e ci hanno fatto fuggire. Eccoli che li becchiamo direttamente al tappeto, buttiamolo a terra questo dannato ragazzone e conquistiamo immediatamente questo nuovo territorio, ragazzi. Vediamo un pochettino, date un'occhiata della grande quantità di denaro che potremmo saccheggiare. 2341 non ci farebbero male. Allora, instabilità della provincia, -1 per turno, conquista solo nel turno successivo. Allora, io direi di occuparla tranquillamente, visto che i guadagni non sono molti. Ed ecco che si completa quindi una bella provincia anche in territorio nemico. Ottimo, ragazzi, siamo riusciti a completare la regione della Macedonia. Adesso vedremo quello che riusciremo a combinare anche con i nostri bambini di brutto. Cerchiamo quindi di avanzare verso Atene, visto che l'economia si sta riprendendo gradualmente, e vedremo quello che riusciremo a combinare. Quindi cerchiamo di avanzare, ragazzi, verso Atene e vediamo quello che possiamo fare con il nostro esercito. Magari riusciremo a sdoppiarci secondo 2 ambiti, conquistando finalmente tutta la regione principale del Peloponneso. Ottimo, vediamo di mandare in avanti anche delle altre unità, proprio per dare un'occhiata a questi uomini avversari. Perfetto, addirittura qui vi sono altre cittadine inerenti all'ambito spartano, eccole. Attenzione a Naissus, cittadina appartenente ai Triballi, appena adesso scoperti. Vediamo se le nostre spie possono continuare a dar fastidio, ragazzi. Però la guerra ancora non è finita, perché i fedeli di Atene, ovvero le truppe più importanti, sono fuggite e hanno lasciato la cittadina di Pella a un gruppo di contadini. Quindi sicuramente questo è stato il motivo per cui essi hanno perso la battaglia. Allora, la cittadina di Pella deve essere necessariamente riformata. Vediamo che cosa possiamo fare. Grandi difese ci mancano ovviamente per la costruzione della nostra nuova della nostra nuova catena barbarica. Vediamo un pochettino come si chiama precisamente. Allora, vediamo un po'. Eccola qui, grandi difese. Allora, vediamo se possiamo trovarle direttamente. Devono essere appunto nella sezione costruzione. Insediamento delimitato, costruzione a muro a secco. Ecco, grandi difese, ragazzi. Io direi, ragazzi, di specializzarci in questa costruzione, che ci darà sicuramente meno 3% i costi della costruzione di elementi quindi inerenti alla costruzione di città barbariche. Potrebbe essere utile quindi per rinnovare queste nuove cittadine. Allora, vediamo un pochettino di creare qualcosa inerente all'ambito economico. La Macedonia sarà la nostra regione portante inerente all'ambito economico. Allora, vediamo un pochettino. A Larissa abbiamo delle ottime quantità di carne proveniente dal bestiame. Vediamo di rinnovarla direttamente a qualcosa di utile. Vasaio, un bel pozzo, benissimo. Vediamo di convertire anche questi edifici militari che sicuramente non ci servono. Vediamo di demolirli immediatamente, ragazzi. Addirittura anche questo porto commerciale vediamo di renderlo, di eliminarlo immediatamente. Perfetto. E la cittadina ovviamente barbarica del vino vediamo di lasciarla per adesso così com'è. Ancora continuiamo quindi a rinnovare queste zone. Ovviamente l'ordine pubblico è importante, quindi un altare di Rosmerta può essere edificato appena adesso. E io direi, ragazzi, che è arrivato il momento anche di passare il turno, perché sicuramente le nostre unità hanno avuto modo di riorganizzarsi e di capire quello che devono fare. Allora, sicuramente possiamo continuare il nostro epafo. Lasciamolo ovviamente nei meandri dei nostri magazzini per quanto riguarda le abilità. Mi dispiace di aver combattuto, ragazzi, una battaglia così rapida di circa 3 minuti, però sicuramente gli spartani forse l'hanno voluto fare apposta, non lo so, hanno lasciato delle unità molto deboli. Quelli erano ovviamente dei lancieri, delle unità che avevano un morale davvero inferiore alla norma, quindi neanche hanno visto le nostre unità, sono fuggite immediatamente. Quindi, come vi ho detto, più che altro vi ho fatto vedere questa battaglia proprio per vedere un pochettino a livello grafico come rendeva il nostro nuovo metodo di registrazione. Intanto, attenzione, simile ad Achille, questo eroe di guerra. Attenta, vediamo quello che vuol fare. Ecco che diminuisce il morale del nostro uomo principale. Ancora Sparta, ecco delle unità che tentano di se ne scappano tutti. Cos'è? Una sorta di decentralizzazione delle forze militari. Date un'occhiata, ragazzi, questi avversari tentano appunto di fuggire, stanno radunando tutte le loro forze proprio verso nord. Non capisco, potrebbero distruggerci con tutte queste unità che appunto posseggono. Non capisco appunto perché se ne stanno andando via. Vabbè, cercheremo adesso nel modo migliore di dare una bella sistematina a questa bella popolazione spartana. Vediamo se possiamo eliminarli definitivamente o addirittura stare attenti. Attenzione agli RDA proprio alle nostre coste. Vediamo quello che intendono combinare. Intanto ancora si va avanti. Cantabri, eccoli qua davanti a noi. Benissimo, eccoli. Ah, ragazzi, una piccola notizia. Vi voglio affermare che proprio ieri sera sono sceso in circuito in Ungheria, se non sbaglio, e sicuramente ho effettuato le prove libere. Ancora non le ho completate, l'assetto l'ho intuito perché la pista la conosco, però sicuramente ancora ci vorrà qualche giorno prima della gara. Non vedo l'ora di gareggiare in Ungheria, però sicuramente ci vorrà ancora un pochettino di tempo. Ho fatto le prove libere in maniera abbastanza rapida, circa 30-20 minuti di gioco, e sono arrivato terzo, quarto, quinto come obiettivo temporaneo, però sicuramente potrò fare di meglio. Quindi nei prossimi giorni vedrò di presentarvi magari anche qualche video inerente all'ambito delle qualifiche per vedere come si stila un assetto, magari come lo stilo io un assetto potrebbe essere anche un metodo di ispirazione da parte vostra per realizzarlo. Quindi magari vi farò vedere qualche gameplay inerente all'ambito delle qualifiche, proprio perché qualcuno di voi me l'ha domandato. Comunque, eccoci qua, ancora i